delegazione qui a Belgrado, insieme ai pensionati della Serbia, alle delegazioni del Montenegro, della Bosnia, della Croazia, della Macedonia, ma è importante anche per la presenza di tutta la Federazione Europea, il rappresentante delle donne, Anna, il Presidente, ma anche la presenza delle delegazioni italiane, francesi e spagnole. E grazie di essere qui. Dobardana a tutti. È importante, è bello, importante dal punto di vista politico, bello perché dimostra un senso di fratellanza e di solidarietà fra paesi diversi ma uniti per un'Europa sociale che deve progettare uguaglianza fra tutti i cittadini europei. Grazie Carla! Noi sappiamo che gli Stati europei tutti stanno attraversando un momento molto difficile, almeno per 3 motivi. La crisi economica, finanziaria, la disoccupazione, i flussi migratori, i rifugiati e il terrorismo. La crisi ha portato disoccupazione, povertà, più tasse e meno giustizia sociale. La crisi ha colpito i più deboli e i più fragili. La crisi ha provocato anche scontri e divisioni intergenerazionali che né i giovani né gli anziani meritano. I nemici dei giovani non sono gli anziani. Gli anziani sono i più grandi alleati dei giovani perché sono i nostri figli e i nostri nipoti.